Ciao da Nicoletta e sempre in un posto splendido nelle zone del Trevigiano. Oggi ti vorrei trasmettere un racconto che probabilmente forse hai già visto, solo che mai dare nulla per scontato, quindi magari può essere che tu non sia mai incappato in questo. Il non vedente e il pubblicitario. Sempre di più, facendo corsi aziendali, mi rendo conto di quanto sia importante e incisivo l'utilizzo della parola. Usare alcune parole o non usarle fa una differenza veramente molto molto grande. Senti qui, un giorno un uomo non vedente stava seduto sui gradini di un edificio con un cappello ai suoi piedi ed un cartello recante la scritta: "Sono cieco, aiutatemi per favore". Un pubblicitario che passeggiava lì vicino si fermò e notò che aveva solo pochi centesimi nel suo cappello. Si chinò, versò altre monete, poi, senza chiedere il permesso dell'uomo, prese il cartello, lo girò e scrisse un'altra frase. Quello stesso pomeriggio il pubblicitario tornò dal non vedente e notò che il suo cappello era pieno di monete e di banconote. Il cieco riconobbe il passo dell'uomo e gli chiese: "Ma signore, cosa ha fatto? Che da quando se n'è andato ho sentito un sacco di persone che mettevano delle monete nel mio cappello. Cosa è successo?" Il pubblicitario rispose: "Ho semplicemente riscritto il cartello. Ho scritto nulla che non fosse vero. L'ho riscritto in maniera diversa." Sorrise e andò via. Il non vedente non seppe mai che ora sul suo cartello c'era scritto: "Oggi è primavera e io non la posso vedere". Qual è il messaggio? Quanto importante è usare le parole giuste al momento giusto? Quanto importante è la parola? Perché a volte, certo, c'è tutto il resto del linguaggio, ma a volte diciamo la parola sbagliata, quella che non risuona nel modo giusto. Ti faccio un esempio. Se una persona è triste, dire "ah, sei proprio depressa" rende la sua tristezza ancora più grande. Rifletti su questo, cambia le tue parole e sarà magia. Ciao da Nicoletta, ciao!